Buongiorno Presidente Zaia. Devo esprimerle tutto il mio Buongiorno. dispiacere nell'aver assistito al modo in cui lei si è presentato oggi a questo Consiglio. Un dispiacere perché sembra che lei abbia confuso questo Consiglio regionale con un salotto televisivo. Io le dico che i consiglieri regionali non sono spettatori Allora, e non collega, non siamo neppure i giornalisti che le rivolgono le domande. Noi abbiamo chiesto attraverso il Presidente del Consiglio che lei venisse in quest'Aula per confrontarsi e discutere con noi di ciò che dobbiamo fare adesso. E ovviamente le abbiamo chiesto una discussione politica su quali sono le indicazioni generali che il Veneto vuole assumere da qua alle prossime settimane. Non credo sia neanche nelle competenze di questo Consiglio discutere quanto su deve andare il tampone, ma è nelle competenze di questo Consiglio decidere con quali strumenti e con quali finalità noi vogliamo o possiamo adottare tutto ciò che è possibile per evitare il vero problema, che è il padre di tutti i problemi, e cioè la diffusione del virus, e cioè le morti della nostra regione. E guardi, signor Presidente Zaia, sappiamo benissimo quanto è stato fatto finora. Nessuno in quest'Aula ha mai messo in discussione l'impegno, direi addirittura l'abnegazione sua e dell'assessore Lanzarin nell'affrontare l'emergenza Covid. Ma malgrado questo, e lo dico purtroppo, è evidente che neppure il suo impegno, il suo inteso come quello della Regione, ai massimi livelli, è stato sufficiente per preservare il Veneto dalla devastazione che la pandemia ci sta riconsegnando. E possiamo fare tutte le liste delle cose fatte belle insieme e farci gli applausi insieme, ma quando abbiamo quella curva dei contagi e quando abbiamo quel numero di morti, Presidente, dobbiamo ammettere che tutto ciò non è bastato e non sta bastando e che probabilmente per domani dovremo attrezzarci su un'altra posizione. Addirittura possiamo arrivare a dire che evidentemente non può esistere neppure un modello Veneto, perché gli stessi meccanismi 6 mesi fa hanno funzionato benissimo e oggi non funzionano. Ce l'ha raccontato lei la differenza tra le curve, perché il Covid è così, chiede resilienza, cioè capacità di modificare rapidamente le decisioni di fronte a un fenomeno che non siamo in grado di comprendere fino in fondo. E ce lo ricorda sempre anche lei che gli studi continuano per capire cosa succederà domani e la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, neanche lei. Allora noi le avevamo chiesto di venire in quest'Aula non per ovviamente decidere insieme a noi se è meglio il test rapido o il test molecolare, o almeno io non sono nelle condizioni di esprimere un'opinione sul punto, perché tanto quanto lei non sono né un virologo né uno scienziato. Io però con lei vorrei capire, e su questo vorrei il confronto, se siamo in grado di condividere una posizione rispetto al tema delle restrizioni, dei comportamenti delle persone, perché se la condividiamo nel momento in cui la proponiamo siamo anche più forti di farla capire ai cittadini qualora dovesse essere una soluzione pesante dal punto di vista sociale. E le dico di più, se poi lei ci viene a chiedere, di fronte ad eventuali restrizioni, di sostenerla nella battaglia di chiedere risorse al governo, le garantisco anche il nostro supporto su questo. Però, Presidente, venga in questo Consiglio con la consapevolezza che qua ci sono i consiglieri regionali del Veneto, non ci sono gli spettatori, e noi con lei vogliamo le risposte su questo piano. E allora io le chiedo, Presidente, se l'oggetto della discussione è questa, dove vuole portare il Veneto nelle prossime settimane? Perché questo è il tempo delle responsabilità e delle ordinanze tardive, piene di deroghe, francamente non c'è bisogno. Invece insieme proviamo a dare ai cittadini veneti un'indicazione, proviamo a dire per una volta che siamo uniti nel trasmettere un messaggio che non deve essere di giustificazioni, di scuse sulla difensiva, ma che deve essere un messaggio convinto, rassicurante, che non stiamo perdendo tempo in dettagli, che abbiamo presente il problema e che non basta più dire che ci sono tanti contagi perché facciamo tanti tamponi, perché anche se è vero, Presidente, i contagi rimangono tanti.
E non basta dire che abbiamo tanti posti nell'ospedale, perché anche se è vero, i posti sono occupati da malati e quindi i malati sono tanti. Allora, Presidente, e chiudo, siamo tutti convinti che lei e la sua Giunta vi stiate impegnando al massimo nel combattere questa emergenza. Siamo convinti che tutto ciò che si può fare lo state facendo, ma siccome non basta, e non è una non volontà, è un'impossibilità, facciamo uno sforzo per capire dove stiamo sbagliando e cosa possiamo fare. Io penso che queste siano le risposte che questo Consiglio si aspetta.